Buonasera, benvenuti. Ringraziamo i relatori, il Presidente Fedriga, l'Assessore Riccardi e tutti voi che siete qui oggi pomeriggio per questo incontro. Insomma, ci sono diversi incontri e diverse proposte in occasione del 50° anniversario del terremoto, ma sicuramente questa è una di quelle proposte che sottolineano quel momento e la particolarità che è stata poi della ricostruzione del Friuli e delle zone terremotate. Il modello Friuli ne abbiamo sentito parlare da tantissimi anni, è stato un modello che poi non è stato esportabile per diverse motivazioni, magari i diretti interessati ce lo spiegheranno, ma per noi è stata l'occasione di rinascita e di modernizzazione di questo territorio. Non voglio togliere tempo perché abbiamo delle relazioni molto interessanti e ne parleremo appunto con Dario Barnaba che attualmente presiede l'associazione degli ex consiglieri regionali, ma che è stato anche in giunta regionale e soprattutto insomma, nei momenti importanti di questa regione e quando si stava trattando la ricostruzione, ed era anche come dire, l'unico in quel momento governo regionale era un repubblicano nella giunta regionale, e in quel momento a capo del governo c'era un altro repubblicano come Giovanni Spadolini. E poi abbiamo Dominici, che è stato a lungo assessore regionale alla ricostruzione, e quindi anche da lui sentiremo come si sono svolti, come sono stati anche quei momenti particolari nei quali insomma si devono prendere delle scelte, e sicuramente non è facile. E c'è poi Giancarlo Cruder, che era sindaco e poi è stato consigliere regionale, presidente del Consiglio regionale e presidente della Giunta, e ci porterà anche lui la sua esperienza. Chiuderà questo incontro il presidente Fedriga, che è appena tornato dalla missione negli Stati Uniti, e però in apertura diamo la parola all'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi, che prego, che con la protezione civile insomma più volte abbiamo sottolineato in queste settimane anche noi insomma sul giornale, attraverso le interviste, è stato il momento nel quale la protezione civile ha visto la nascita, cioè subito dopo il terremoto. Prego, Assessore. Grazie, io davvero sarò brevissimo e prendo solo la parola per ringraziare tutti gli intervenuti e in particolare vedo molte persone che hanno avuto anche responsabilità nel tempo, quindi sicuramente sarà una platea di grande attenzione e di grande conoscenza, e voglio naturalmente ringraziare i tre relatori, che sono stati tre tra i tanti protagonisti di questa esperienza straordinaria. Non ultimo il Presidente della Regione, col quale abbiamo condiviso al millimetro la data, perché aveva questa missione all'estero e quindi era importante per noi che fosse proprio lui a chiudere questa lunga chiacchierata, che credo sarà interessante. Noi abbiamo costruito questo anno di lavoro insieme col Presidente, con i miei colleghi assessori che si sono occupati di questo, prevedendo diverse cose. Tutte cose, credo, nel ricordo importante e anche e soprattutto nella declinazione di quella che è stata l'esperienza. Speriamo alla fine che il consuntivo ci dia ragione rispetto a questa storia. Siamo partiti ricordando in occasione della sua morte Adriano Biasutti a Casarsa, dove abbiamo ricordato una serie di cose. Naturalmente abbiamo ricordato il Presidente Comelli, ma meglio che la voce dei protagonisti che possono raccontare quella storia non può essere senz'altro la mia. Io considero, tra i diversi e numerosi eventi che abbiamo in qualche modo progettato e speriamo colgano l'interesse di tutti, questo di questa sera lo considero
un racconto, tanto è vero che ho convinto Dario Barnaba, Roberto Dominici e Giancarlo Cluder sia a raccontare la storia, ma a raccontare la storia nelle pieghe, perché poi sono le pieghe, vedo qui il dottor Bellarosa, sono le pieghe che nascondono tante di quelle cose che poi alla fine ti portano ad un risultato. E quindi senza dilungarmi metto lì due cose che sicuramente hanno fatto parte di questa lunga storia, secondo me sono state le ragioni del successo che ho tra l'altro avuto modo di toccare ieri in una giornata credo per la comunità regionale importante, quando abbiamo salutato per l'ultima volta uno dei presidenti della regione, che è stato Renzo Travanut, per un brevissimo tempo, però simbolicamente anche un uomo importante che ha avuto anche lui un ruolo all'interno di questa lunga esperienza. E prendo due cose che sicuramente i protagonisti di questa serata ripercorreranno e le metto lì come fossero due lezioni da far tesoro per chi ancora si occupa di istituzioni, si occupa di politica. La prima, la lezione di una classe dirigente. Non voglio scomodare le ragioni della trasformazione della regione, l'idea non soltanto della ricostruzione ma dello sviluppo, ricordando Mario Toros, ma prendendo a prestito, sono cose che ripeto, che ho imparato da voi. La prima, il comportamento della classe dirigente, quella classe dirigente che continuava a dividersi al mattino sui provvedimenti ordinari e il pomeriggio trovava le convergenze necessarie per assumere tutti i provvedimenti importanti che hanno fatto segnare il successo della ricostruzione all'unanimità. Credo che sia una grande lezione di attualità nel momento in cui oggi siamo chiamati a processi di trasformazione, di riforme importanti. Il secondo che voglio ricordare è la catena della politica che oggi conosciamo con caratteristiche molto diverse. C'erano i partiti, c'erano le relazioni tra i partiti, i rapporti istituzionali importanti che hanno consentito a quella classe dirigente di esprimere la loro credibilità nei confronti di coloro che governavano, che stavano in Parlamento, che stavano nel governo, che sapevano che potevano fidarsi. E l'esaltazione di quel modello che io considero ancora strategico, determinante, vincente, il processo legato alla sussidiarietà, quella catena di governo che ha visto sicuramente la scelta dello Stato, ma il ruolo della Regione e la scelta della Regione coerentemente a quell'impostazione fino al sindaco funzionario delegato. Ecco, credo che sia un'altra grande lezione di grande attualità che tutti quanti dovremmo approfondire fino in fondo. Sicuramente non ci sono le condizioni di quel tempo, però io credo che questi due grandi elementi siano stati elementi decisivi per descrivere un successo e anche approfondirlo, attualizzandolo ai tempi di oggi, sicuramente molto diversi, ma con un bisogno di soluzione altrettanto importante. Quindi sono certo che questo racconto dei protagonisti ci svelerà anche delle situazioni inedite e sono certo che il direttore del Messaggero Vento, al quale voglio rivolgere la mia gratitudine per aver deciso di moderare questa cosa, avrà la sapienza di togliere dal segreto e dalla riservatezza dei nostri tre protagonisti pezzi di storia importante che probabilmente molti di noi conoscono ma altrettanti non li conoscono. Quindi grazie davvero per questa serata che considero una serata davvero importante nel raccontare questa storia straordinaria. Grazie Assessore Riccardi e sicuramente alcuni aspetti che lei ha citato, per esempio quello della catena politica e appunto dell'organizzazione e della condivisione all'interno dei partiti e poi appunto di chi amministrava, è un tema che sarà toccato questa sera e do subito la parola a Dario Barnaba che ci parlerà, no? Barnaba, il modello Friuli. Grazie.
Gentili signore ed egregi signori, l'Associazione dei Consiglieri Regionali del Friuli Venezia Giulia è grata alla Regione per averle concesso l'occasione di ricordare l'articolazione della complessa opera politica, legislativa, amministrativa e tecnica che è universalmente conosciuta con il nome di Modello Friuli. Un'opera che ha consentito la rinascita della nostra terra dopo i devastanti terremoti del 1976. Tale opera sarà descritta da un volume che l'associazione sta curando e che verrà presentato al pubblico nel corso del mese di settembre. Il convegno di oggi rappresenta anche un'anticipazione dei contenuti di quel volume. Il mio intervento sarà sobrio e breve, privo di accenti inutilmente celebrativi per gli uomini e le donne che operarono allora, anche se ne citerò alcuni. Tuttavia non rinuncerò a mettere in luce gli aspetti politici più rilevanti della ricostruzione. Del ruolo svolto delle iniziative assunte dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni e dei risultati raggiunti si occuperanno diffusamente i colleghi Roberto Dominici e Giancarlo Crude. Il Friuli Venezia Giulia nel 1976 si stava avviando verso uno sviluppo economico e sociale importante. Allora la sua economia era caratterizzata da un'agricoltura decisamente moderna e definitivamente sottratta alle condizioni di arretratezza che l'avevano caratterizzata per troppo tempo, da un comparto manifatturiero adeguato alle esigenze di mercati sempre più complessi e in grado di presentare aspetti di eccellenza nei settori siderurgico e meccanico, in quello del legno arredo e della cantieristica navale, da un settore artigiano capillare e apprezzato, da un comparto assicurativo e finanziario in grande trasformazione e infine da una rete di infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali in via di rinnovo e di ampliamento. Nel 1964, con le prime elezioni del Consiglio regionale, era nata la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dotata di uno statuto speciale e di una buona autonomia, caratteristiche che le consentirono di intervenire nei contesti economici, sociali, culturali e della pianificazione territoriale con tempestività ed efficacia, interpretando in modo corretto le esigenze di sviluppo del territorio, con il fine dichiarato di cancellare per sempre la definizione del Friuli come facente parte delle aree depresse del centro-nord e ottenendo dai cittadini un vasto apprezzamento pur nella diversità di opinioni che caratterizza la democrazia. Come tutti sappiamo, alle ore 21 del 6 maggio 1976, la catastrofe. Una scossa di terremoto della durata di 1 minuto, del 6,5 gradi della scala Richter, colpì il Friuli interessando un'area di 5.700 km², pari al 72% dell'intera superficie regionale, comprendente 137 comuni sui 219 della regione e una popolazione di quasi 600.000 abitanti, pari al 49% della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Vi furono 1.000 morti e oltre 3.000 feriti. 100.000 persone si ritrovarono senza tetto, 200 insediamenti produttivi furono distrutti o gravemente danneggiati, si perdettero in 1 minuto più di 18.000 posti di lavoro. Per rendere più comprensibile la vastità e l'ampiezza della sciagura che colpì il Friuli, è possibile fare una comparazione con il sisma che ha investito l'Abruzzo nella primavera del 2009. In quel caso l'intensità del terremoto è stata di 5,9 gradi della scala Richter, i comuni coinvolti sono stati 59, con 308 morti e 1.600 feriti. Naturalmente non intendo proporre alcuna assurda gara tra popolazioni sfortunate, ma soltanto sottolineare la gravissima situazione friulana. Affetti sconvolti, abitazioni distrutte, impianti industriali sbriciolati, ospedali chiusi, scuole crollate, municipi scomparsi, allevamenti in grave crisi, commerci interrotti, il patrimonio artistico compromesso, la vita affidata alla precarietà di una tenda, un avvenire oscuro. Quello era il Friuli nella primavera del 1976. Il piccolo compendio dell'universo, come Ippolito Nievo definì la nostra terra, sembrava essere scomparso per sempre. Lo Stato intervenne immediatamente nominando l'onorevole Giuseppe Zamberletti commissario per il terremoto e affidandogli poteri straordinari per fronteggiare la condizione di emergenza che si era determinata.
Poi, mentre le operazioni di assistenza alla popolazione senza tetto erano in pieno svolgimento, nuove violente scosse sconvolsero ripetutamente la zona colpita in maggio. L'11 e il 15 settembre il riacutizzarsi del sisma pose definitivamente termine alle illusioni di chi sperava e talvolta richiedeva a gran voce che lo slogan dalle tende alle case si potesse tradurre in azioni concrete e di poca spesa. Potremmo definire tale atteggiamento come minimalista, ossia lo Stato dia ai terremotati i soldi e loro provvederanno a riparare le case e a costruirne di nuove. Non mettiamo briglie tecniche, urbanistiche o di altro tenore che finirebbero per rallentare ogni iniziativa. Questa era la convinzione. Oggi sembra paradossale che tali opinioni potessero avere qualche ascolto, ma fu proprio così. Ed è opportuno ricordare che la classe dirigente dell'epoca faticò non poco per contrastare tali convinzioni. Tuttavia, accanto ai minimalisti non mancavano i massimalisti, cioè coloro che, mutuando alcune esperienze pregresse in materia di ricostruzione post-sisma, proposero di lasciare al loro destino di macerie le località devastate e di far affluire le popolazioni di tali località più a sud, verso la pianura friulana, nella quale costruire ex novo una o più città nelle quali accogliere gli sfortunati senza tetto. In altre parole, si sosteneva in tal modo che in tal modo si sarebbe dato inizio alla modernizzazione urbana del Friuli in un'ottica di una nuova civilizzazione. Tale disegno apparve ai più sia come una violenta e insensata deportazione di una parte dei friulani, sia come del tutto incoerente con la cultura e la storia del Friuli e lo sviluppo economico e sociale che meritava e venne. Anche in questo caso, non senza qualche fatica, questa ipotesi venne respinta. La classe dirigente del Friuli Venezia Giulia, non solo quella politica, ma anche quell'insieme di uomini di cultura, imprenditori, professionisti e sindacalisti che la compongono, si rese conto che per assicurare la rinascita del Friuli si imponeva l'ideazione e l'adozione di misure legislative, amministrative, economiche e tecniche che accanto alla ricostruzione fisica stimolassero la ripresa economica e le sue ricadute sociali. Si trattava di assicurare il ripristino delle attività produttive, la ripresa delle aziende agricole, la ricostruzione degli edifici destinati a sede di servizi pubblici, quali i municipi, gli ospedali, le scuole, i musei, le biblioteche, il ripristino delle strade, delle reti idriche, elettriche e telefoniche, il restauro e il riutilizzo pubblico del patrimonio artistico, la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica. Una particolare attenzione doveva essere riservata al recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma, cioè alla riparazione con criteri antisismici delle case d'abitazione, così come alla ricostruzione delle case distrutte dal terremoto. In sostanza, si trattava di ridare ai friulani la certezza che avrebbero avuto un futuro sulla propria terra, alimentando con fatti concreti le loro speranze. Era quindi necessario erigere un contenuto legislativo e attuativo di un'opera che si presentava irta di difficoltà. Bisognava conciliare realtà storiche da preservare unitamente ad esigenze di riammodernamento del tessuto economico e sociale del Friuli, ridare alimento ai comparti produttivi mettendoli nella condizione di reggere alla concorrenza nazionale e internazionale, tutelare e valorizzare i beni culturali, dotare di nuove infrastrutture il Friuli e l'intera regione. Mancava qualsiasi precedente positivo al quale riferirsi. E proprio alla luce di come non sempre in passato le conseguenze di terremoti erano state affrontate in modo interamente positivo dallo Stato, nacque l'idea di chiedere al governo di dare attuazione a un sistema di deleghe, di attribuzione di compiti e di responsabilità dallo Stato alla Regione. In parole semplici, si chiese la delega alla Regione perché provvedesse alla ricostruzione. Oggi tutto sembra semplice e anche i protagonisti di quell'epoca, alcuni sono seduti qui, altri sono seduti fra il pubblico, anche i protagonisti di quell'epoca, dicevo, guardano alle soluzioni adottate, alle scelte compiute, ai risultati raggiunti con una certa flemma, ma, e mi si perdoni, anche con qualche legittimo orgoglio. Posso assicurare che allora le ansie, le preoccupazioni e talvolta l'angoscia costituivano lo stato d'animo prevalente. La decisione di chiedere al governo la delega fu il risultato di una complessa serie di riflessioni condotte dalle forze politiche sia al proprio interno
sia coinvolgendo le comunità colpite dal terremoto, e sfociò in una diffusa consapevolezza che il confronto politico era chiamato a misurarsi con eventi eccezionali che richiedevano risposte eccezionali, tempestive, efficaci e condivise dalla popolazione. Forse mai come allora vi fu una pressoché completa identificazione tra politica e popolo, tra legittime necessità civilmente rappresentate e positive risposte fornite. La delega venne concessa e in tal modo poterono svilupparsi le iniziative curate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli uomini e le donne che allora intrapresero tale strada si assunsero con determinazione e coraggio delle enormi responsabilità. In ogni partito politico, nessuno escluso, ebbe la meglio la consapevolezza che l'atteggiamento cinico del tanto peggio, tanto meglio, che fin troppe volte alberga nella politica, non era percorribile, perché non si trattava di cercare di far prevalere una parte sulle altre, ma di gestire un compito immane, di essere all'altezza della gravissima situazione, di dimostrare di essere in grado di perseguire l'interesse generale o il bene comune, come si dice oggi, con il massimo di unità di intenti possibile. Tutti erano consapevoli che il mancato o il parziale raggiungimento della rinascita friulana avrebbe fatto ripiombare la nostra terra in un destino di sottosviluppo e la classe politica tutta sarebbe stata inevitabilmente e giustamente spazzata via. Non si creda però che il clima fosse caratterizzato da una sorta di forzoso vogliamoci bene. Al contrario, il dibattito politico era molto vivace e non sempre le decisioni legislative o di altra natura furono assunte con un voto unanime. Tuttavia, il confronto fu sempre teso alla ricerca della migliore soluzione dei numerosi problemi da affrontare e risolvere. Nel 1976 la maggioranza che reggeva la Regione era composta dalla Democrazia Cristiana, dai Socialdemocratici e dai Repubblicani. Poiché le condizioni di una diversa evoluzione politica generale non erano ancora mature, si decise di separare la gestione ordinaria della Regione dalla gestione della ricostruzione. La prima continuava con la maggioranza descritta, la seconda poteva contare sulla partecipazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale. E per consentire tale gestione condivisa si crearono strutture legislative specifiche e nuove realtà operative dell'amministrazione, alla cui gestione parteciparono esponenti di tutte le forze politiche. Nel tempo mutarono le maggioranze, ma questo inedito e asimmetrico schema di assunzione di responsabilità non cambiò fino al termine dell'opera di ricostruzione. E qui ripeto quello che ha detto prima l'assessore Riccardi, usando una sua felice metafora. Riccardi diceva: la mattina si dividevano su come gestire la regione, il pomeriggio si univano su come gestire la ricostruzione. Di grandissima importanza si rivelò l'opera dei parlamentari friulani e giuliani nel creare alla Camera e al Senato le condizioni e gli impegni positivi a favore del Friuli e nell'assicurare il più efficace rapporto tra il potere legislativo, il governo e la regione. Lo Stato fece la sua parte, fino in fondo, destinando alla rinascita del Friuli cospicue risorse. I governi che si occuparono di non far mancare alla regione i fondi necessari furono presieduti nell'ordine da Aldo Moro, Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini e Bettino Craxi. Attingendo ai miei ricordi e ben lontano da intenti apologetici, ritengo doveroso citare fra i tanti che fecero il loro dovere senza risparmiarsi 3 persone. Antonio Comelli, presidente della Regione, che meritò l'appellativo di presidente della ricostruzione, statista di grande umanità, determinazione e lungimiranza. Emanuele Chiavola, capo della segreteria generale straordinaria, la struttura della Regione che curò l'intera attività ricostruttiva, salvo i settori produttivi, un innovatore e un dirigente di rara perizia. Gino Pavan. Gino Pavan, soprintendente ai beni culturali, senza il quale alcune perle artistiche con le quali il Friuli si identifica non sarebbero mai rinate.
Gentili signore ed egregi signori, possiamo dire oggi con serenità, smentendo almeno per una volta lo sport nazionale che consiste nel parlare sempre male del proprio paese, che quando tutto sembrava perduto, nessuno ha disperato. Quando tutto sembrava molto arduo, se non impossibile, nessuno ha ceduto allo sconforto. Quando i friulani hanno temuto di essere lasciati soli a misurarsi con una delle peggiori catastrofi della loro storia, l'Italia, attraverso l'amministrazione centrale dello Stato, la Regione e i comuni, ha fornito una memorabile prova di solidarietà, di capacità e di efficienza. Grazie. Grazie Barnaba. Avrei una domanda per andare oltre l'ufficialità anche del momento storico che lei ha tracciato, ma gliela faccio dopo? Quando lo faccio dopo? Ascoltiamo allora intanto anche Dominici. Grazie Dominici. Il 6 maggio il Friuli si è trovato immerso nella più grande ecatombe naturale della sua storia. La situazione era a dir poco drammatica, con distruzioni notevoli e danni ovunque, specie nei 45 comuni considerati e classificati disastrati. In 19 comuni i danni erano superiori al 70%. In altri 23 erano tra il 50 e il 70%. 75.000 le case da riparare, 18.000 quelle da ricostruire, settori produttivi, opere pubbliche, settori sociali ampiamente compromessi. La gente profondamente colpita, desolata, smarrita, presa da lutti e da rovine. Era uno scenario apocalittico. Però già nella fase dell'emergenza, gestita bene dal commissario straordinario Zamberletti, con la collaborazione della Regione e dei Comuni, si è pensato a come impostare e realizzare la ricostruzione. Opera complessa, complicata, carica di problemi, alla quale non si era preparati né a livello regionale e tantomeno a livello locale. Non c'erano in loco esperienze positive cui fare riferimento, posto che l'ultimo rilevante terremoto risaliva al 1511, epoca assai lontana. Bisognava allora definire il fare ed il come fare. Ecco il modello Friuli, un insieme intrecciato di scelte politiche, tecniche, amministrative, gestionali, alcune delle quali basilari ed altre definite cammin facendo a fronte dei problemi emergenti. Non un progetto imposto, ma condiviso, che ha colto anche gli indirizzi fissati dallo Stato. La scelta capitale, che io considero scelta madre, è stata decisa dal governo Moro con il decreto legge 227 del 13 maggio, sempre del 76, che in aggiunta al primo finanziamento speciale di 200 miliardi di lire ha affidato alla Regione il mandato a ricostruire con la potestà di avvalersi anche degli enti locali. In virtù di questa norma, poi compiutamente precisata con la legge fondamentale per il Friuli del 546 dell'agosto del 77, la Regione, con proprie leggi, ha disciplinato le modalità degli interventi e le relative procedure, ove occorra, si badi bene, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle statali. L'unico limite posto era il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Stato, inoltre, ha stabilito che per gli interventi che aveva mantenuto in capo a se stesso,
come i beni artistici e i beni culturali, esso doveva operare in collaborazione con la Regione. Un esempio di rilievo è dato dalla ricostruzione del Duomo di Venzone, avvenuta in Anastilosi, come Venzone e Regione hanno sostenuto anche tenacemente in certi momenti. Un'autonomia dunque assai ampia, della quale ci siamo avvalsi, autonomia che va ben oltre la nota cornice di competenze e di limiti posti dallo Statuto speciale. L'affidamento alla Regione è stata una vera e propria novità allora in campo nazionale. Tra Stato, Regione, enti locali non c'è stata confusione di ruoli, ma collaborazione piena e rispettosa delle competenze di ciascuno. Intenso è stato il rapporto operativo Regione-Comuni, in particolare con i sindaci divenuti funzionari delegati, argomento questo che sarà trattato tra poco dal collega Kruder. Mi limito pertanto a dire che questo compito affidato ai sindaci è frutto della pensata di Antonio Tripani, all'epoca assessore regionale alle finanze. Aggiungo che anche le province hanno assolto ad alcuni compiti, in particolare per l'edilizia scolastica. La prima scelta regionale attiene alle priorità di fondo. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, come tutti sappiamo. Scelta sostenuta da tutti, Chiesa compresa. C'era il timore che perdita del lavoro e perdita della casa rialimentassero il flusso migratorio con le ben immaginabili conseguenze. Preoccupati gli imprenditori, preoccupati i lavoratori, preoccupate le famiglie. In meno di 2 anni i posti di lavoro, 18.000 persi, sono stati recuperati ed anche incrementati. Gli interventi pubblici in questo campo sono stati parte in conto capitale, parte in conto interesse. Grazie ad essi l'apparato produttivo è divenuto più moderno e più competitivo. A sostegno è intervenuta con 2 importanti regolamenti anche la Comunità Economica Europea. Altra scelta, ricostruire i paesi dove erano e come erano. Circolava l'ipotesi di realizzare agglomerati urbani incentrati su Udine e Pordenone. Ipotesi extraregione che, se attuata, avrebbe snaturato il Friuli a causa dell'abbandono di borgate e paesi, specie montani. L'attuazione di un tale disegno avrebbe dato vita ad una ricostruzione non sentita e non voluta dalla gente. La gente terremotata, giustamente, era desiderosa di veder risorgere la propria comunità locale, per piccola che essa fosse, perché in essa si poteva meglio riconoscere ed esprimere, con quel carico di valori e di tradizioni che nel loro insieme formano la cultura di un popolo. Valori e tradizioni che il terremoto non ha cancellato, anzi ha rivitalizzato. Il dove erano ha tenuto ovviamente conto della esigenza primaria della sicurezza geologica. Scelta di rilievo è stata anche il privilegiare l'opera di riparazione, per quanto tecnicamente possibile ed economicamente conveniente. Il carnico architetto Luciano Di Sopra, di Ovaro, coordinatore del gruppo tecnico Regione-Governo incaricato della stima dei danni causati dal sisma, affermava: il primo obiettivo è quello di recuperare capillarmente per ciascuna famiglia e per ciascuna comunità l'ambiente danneggiato. Un secondo traguardo è quello, entro limiti realistici, di migliorare
la qualità dell'ambiente rispetto a quello preesistente. Nell'ambito delle riparazioni, peso e rilevanza ha il consolidamento statico per rendere la casa riparata e sicura rispetto ai terremoti. È un'esigenza apparsa in tutta evidenza, specie dopo l'evento del mese di settembre, a seguito del quale si è ben compreso che non bastava il solo ripristino dell'immobile, bisognava renderlo resistente a fronte di nuove scosse. Le riparazioni attuate con la legge regionale 30 del 77 presupponevano pure ed innanzitutto gli interventi detti antisismici, le famose opere A. Previa schedatura e catalogazione da parte della Regione, si è provveduto pure al recupero e alla valorizzazione, attraverso l'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, di edifici anche non a uso abitativo, rappresentativi però di valori ambientali, storici, culturali. Gli interventi, attuati al fine di non cancellare la memoria storica di un popolo, erano subordinati alla stipula di una convenzione tipo per la conservazione e la destinazione del tempo del bene. Gli edifici interessati, noti semplicemente all'epoca come articoli 8, sono oltre 1600. Per l'edilizia abitativa, il sostegno contributivo pubblico era improntato all'elemento solidaristico, non era risarcitorio rispetto ai danni causati dal sisma. Nel caso di ricostruzione di nuova casa si è fatto riferimento alle esigenze alloggiative del nucleo familiare, secondo parametri di superficie fissati con decreto regionale che ha pure stabilito i costi massimi ammissibili per metro quadro di superficie. Nel caso di riparazione erano fissati specifici indici parametrici di convenienza tecnica ed economica ai quali fare riferimento. Alla determinazione della misura del contributo pubblico sulla spesa considerata ammissibile ha provveduto la legislazione regionale abbondante, con disposizioni puntuali per le varie casistiche. Sia per la riparazione che per la ricostruzione, la legge inoltre prevedeva che sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale spettava un contributo regionale in conto interesse o di annualità costanti. La priorità era data alla prima casa, per le opere pubbliche a quelle di urbanizzazione privata. Al cittadino era riservata la possibilità di scelta tra intervento pubblico, agli adempimenti provvedeva il gruppo tecnico incaricato dal Comune, e l'intervento privato, curato direttamente dall'interessato che introitava il contributo. Da rilevare che l'intervento pubblico era però obbligatorio quando sussistevano motivi di ordine tecnico, urbanistico, di minor costo, e quando c'era la necessità di un intervento unitario con l'ambito stabilito dal Comune. In pratica si può dire che l'intervento privato ha catalizzato all'incirca i 2/3 degli interventi. All'intervento pubblico, previsione questa doverosa per ovvi motivi, sono ricorsi prevalentemente i soggetti anziani o indisposti. Ho evidenziato in precedenza la facoltà concessa dallo Stato alla Regione di determinare con proprie leggi modalità e procedure ai fini della ricostruzione. È una cosa importante, poiché non si possono affrontare i problemi causati da una grande calamità con le procedure ordinarie. La Regione si è dotata di una strumentazione largamente innovativa.
Attenzione è stata sempre prestata alla politica della spesa, sia perché i fondi statali erano stanziati con più leggi e non c'era la certezza assoluta che ad una legge facessero poi seguito le altre, sia perché era doveroso sostenere lo sforzo ricostruttivo di tutti i terremotati, comprese le categorie più deboli, di solito le ultime a partire. Tra le iniziative assunte per calibrare la spesa va evidenziata la scelta allora originale degli appalti accorpati. A inizio anni '80 si era in presenza di una marcata inflazione, di prezzi da noi più alti della media nazionale, di gare d'appalto spesso deserte o con significative offerte a rialzo e con punte anche elevate, di manodopera scarseggiante rispetto alla necessità. Bisognava inventare qualcosa di positivo per dare ossigeno alla ricostruzione. Ecco gli accorpamenti, con la messa insieme di lavori diversi, riparazione, ricostruzione, opere pubbliche, di più comuni limitrofi. Per l'affidamento dei lavori, avvalendosi della già ricordata potestà affidata alla Regione in materia di procedure, è stata escogitata una formula intermedia tra la trattativa privata e la licitazione, con forze imprenditoriali anche esterne alla Regione, comunque nazionali, capaci di far affluire pure forza lavoro. Gli accorpamenti furono 18, di importo variabile tra i 10 e i 20 miliardi di lire ciascuno. Sono stati così aggiudicati oltre 350 miliardi di lire per 800 circa contratti. A fronte di gare che mediamente si attestavano su aumenti oltre il 30%, si è passati così ad assegnazioni con un ribasso medio del 7%. Ogni accorpamento era sotto vigilanza di un tecnico incaricato dalla segreteria straordinaria e di un componente l'ufficio operativo centrale. Gli accorpamenti, oltre al vantaggio economico, hanno consentito il risparmio di tempo negli interventi ed hanno pure contribuito a calmierare i costi. L'operazione è stata ideata dall'ingegner Chiavola, segretario generale straordinario, alla cui memoria è doveroso rivolgere un pensiero riconoscente per l'opera preziosa, intelligente ed appassionata svolta con continuità nell'intera ricostruzione. Lo sviluppo, la legislazione nazionale aveva anche stabilito che la ricostruzione doveva essere improntata a criteri di sviluppo. Lo sviluppo c'è stato. La ricostruzione è stata di per sé occasione di sviluppo, come del resto è dimostrato dalla realtà delle cose. Allo sviluppo ha contribuito eppure lo Stato, con opere ed interventi importanti espressamente indicati nelle leggi di finanziamento pro Friuli. Per brevità mi limito a menzionare l'autostrada Udine-Tarvisio, realizzata in deroga ai divieti al momento esistenti, anche con l'apporto regionale di 95.000 milioni di lire fondi terremoto. Il raddoppio della ferrovia Pontebana per un efficace collegamento con Centro e Nord Europa. L'istituzione dell'Università Statale di Udine, a coronamento dell'antica aspirazione della popolazione friulana, con annessi programmi di edilizia e di acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche. Il modello Friuli ricomprende pure la bonifica delle aree occupate dai prefabbricati. In piena emergenza, 2 sono stati i grandi piani di prefabbricazione. Il primo della Regione, il secondo del commissario straordinario, per complessivi oltre 20.000 alloggi.
L'operazione, complessa, comprendeva l'individuazione delle aree da utilizzare, la loro urbanizzazione, la dotazione dei servizi necessari, l'installazione degli alloggi e la loro assegnazione. Pur impegnativa l'opera di sbaraccamento e di bonifica, perché bisognava rimettere in pristino le aree occupate, determinare la misura degli indennizzi di occupazione, liquidare il dovuto ai proprietari. Operazione questa importante anche sul piano psicologico, perché ha segnato il ritorno alla normalità, che ha significato pure dimenticare le procedure straordinarie. Un cenno è doveroso anche per alcune scelte pure importanti che sono parte del modello Friuli. Sono il controllo soltanto successivo della Corte dei Conti per rendere più celere l'attività di ricostruzione, l'attività di pianificazione urbanistica dei centri colpiti, e ciò sia con le varianti di adeguamento alle necessità post-sisma, sia con più di 300 piani particolareggiati di ricostruzione approvati. Gli interventi per rendere agibili le case definitive ricevute in donazione dalla solidarietà, specie estera, la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie nei comparti edificatori, con il relativo trasferimento del diritto reale con la sola, si badi bene, deliberazione del Consiglio Comunale. Le direttive tecniche da seguire nei progetti di riparazione e di preziari di riferimento da applicare ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo. Le disposizioni per l'occupazione temporanea degli immobili per attuare gli interventi pubblici e le disposizioni per la riassegnazione delle case a lavori conclusi, vedasi Venzone Centro. La presenza tecnica sul territorio per i vari adempimenti, i noti gruppi B. La legislazione regionale improntata alla flessibilità per corrispondere alla diversità dei casi, rispettando sempre i cardini legislativi fondamentali, leggi regionali 30 e 63 del 1977 e 35 del 1979. La possibilità per il cittadino terremotato di esperire ricorso extra ordinem avverso il diniego del contributo pubblico, seguendo procedure in ambito regionale del tutto straordinarie. Il recupero ed il restauro di tante opere d'arte mobili di cui si occupò il centro di catalogazione. Come organismi istituzionali sono parte rilevante del modello Friuli, accanto al Consiglio e alla Giunta regionali, la Segreteria Generale Straordinaria, la Commissione Speciale, il Gruppo Interdisciplinare Centrale, l'Ufficio Operativo Centrale. La Segreteria Generale Straordinaria, insieme ai comuni, ha svolto un rilevante lavoro curando le incombenze legate alla ricostruzione. La concentrazione in essa della quasi totalità degli adempimenti ha consentito di evitare le lungaggini legate di solito ai passaggi da un ramo all'altro della pubblica amministrazione. La Commissione Speciale, nelle numerose sedute, ha affrontato le questioni di fondo della ricostruzione, con confronti anche vivaci, ma finalizzati al bene. Il gruppo interdisciplinare centrale, noto come gruppo A, composto da più di 30 professionisti di diversi settori, ha fornito alla Regione la consulenza tecnico-scientifica ed ha predisposto la documentazione tecnica, i noti DT, da seguire per le opere di riparazione. Documentazione preziosa divenuta patrimonio nazionale in materia.
l'ufficio operativo centrale, composto oltre all'assessore e al segretario generale da 5 soggetti in regime di convenzione, ha seguito specifici problemi ed in particolare gli accorpamenti. La ricostruzione è stata improntata ai criteri della partecipazione e della trasparenza. I rappresentanti delle istituzioni si sono ben calati nella realtà che avevano di fronte e la gente, vedendo e sentendo la loro vicinanza, ha dato di fatto la disponibilità al comune impegno. Tante sono state le iniziative pubbliche, gli incontri, le assemblee popolari sempre assai partecipate, molte anche le riunioni con gli amministratori pubblici. Tutte le decisioni assunte in merito alle istanze dei singoli terremotati sono state rese di pubblica conoscenza. Un accenno particolare va fatto, per ragioni di completezza, all'edilizia di culto. Gli interventi per chiese e campanili, sovvenzionati con fondi terremoto, sono rimasti in capo allo Stato ed affidati per l'esecuzione all'ordinario diocesano in regime di concessione. Nell'Arcidiocesi di Udine gli interventi eseguiti sono stati 381, dei quali 57 sono di ricostruzione ex novo. Ad essi vanno aggiunti quelli attuati dalla Diocesi di Concordia-Pordenone. Gli altri interventi, pure essi impegnativi, relativi a canoniche, uffici di ministero pastorale, ricreatori, conventi, eccetera, hanno fatto capo direttamente alla Regione. Anche il ruolo della politica è parte significativa del modello Friuli. Nel suo insieme, la politica è stata all'altezza del compito, corrispondendo in modo positivo all'affidamento avuto dallo Stato. Ogni partito ha mantenuto ben ferma la sua identità, ma sulla ricostruzione tutti hanno saputo volare alto e confrontarsi. In Consiglio regionale ed in Commissione speciale il confronto è stato intenso, ma sempre costruttivo, poiché le forze politiche dell'epoca, tutte comprese, avevano fatto proprio l'obiettivo della rinascita del Friuli. Da evidenziare anche l'apporto dei parlamentari che hanno fatto fronte unitario per il varo delle leggi pro zona terremotata. Il ruolo della politica è stato senza dubbio positivo e costruttivo. Mi pare doveroso sottolineare anche il sostegno avuto da tanta, ma tanta solidarietà venuta da ogni dove, per la quale dobbiamo essere sempre grati. Oltre alla solidarietà dello Stato, veramente galantuomo nei nostri confronti, una menzione particolare merita quella degli Stati Uniti d'America. Il vicepresidente Nelson Rockefeller ci ha fatto visita il 13 maggio del 76. Quella dell'Associazione Nazionale Alpini, molto presente nell'emergenza e nella ricostruzione, con 11 centri operativi e che tra l'altro ha gestito i fondi americani con i quali sono state realizzate 7 grandi case per anziani e 13 grandi edifici scolastici. Quella della Chiesa, con i gemellaggi di 80 diocesi italiani in aiuto concreto a località colpite e con la Caritas, il cui presidente Nervo Padovano, spesso tra noi, nel 1996 ha avuto dalla nostra università la laurea ad honorem per i meriti acquisiti in Friuli. Sono tanti i giudizi positivi espressi per la nostra ricostruzione, giudizi che vengono anche dal mondo accademico, Politecnico di Milano, Università Tecnica di Monaco, Massachusetts University,
dalla stampa estera, Times di Londra, dalle istituzioni. Il commissario e poi ministro Zamberletti, ricorrendo il ventennale del terremoto, così si è espresso: la ricostruzione del Friuli è diventata un modello mondiale perché ha salvato l'identità dei luoghi ed ha aggiunto, non solo, ha anche migliorato la qualità della vita. Il Presidente della Repubblica Ciampi, quale apprezzamento per la compiuta ricostruzione, ha conferito alla Regione ed ai comuni disastrati 45 il riconoscimento della medaglia d'oro al merito civile. La nostra esperienza complessiva, va detto, è stata di stimolo e di riferimento per una organica disciplina nazionale in materia di protezione civile, posto che nell'emergenza il commissario Zamberletti non si era limitato alle operazioni previste dalla legge allora vigente 996 del 1970, ma davanti al dramma aveva avuto diverse iniziative, poi pienamente legittimate con il decreto legge 648 del 76. La nostra regione, per quanto di competenza, già nel 1986, dicembre, ha varato la legge 64, che è divenuta modello di riferimento per altre regioni. Un problema serio è oggi presente e riguarda il volontariato impegnato nella protezione civile. Io ritengo che il volontariato, operando esso per il bene comune, debba poterlo fare con le opportune e necessarie coperture giuridiche, per cui c'è la necessità di una sollecita emanazione di adeguati provvedimenti normativi. Infine, mi si consenta di rilevare che in Friuli, per la ricostruzione, si sono mobilitate tutte le energie politiche, istituzionali, imprenditoriali, sociali, popolari, religiose, associative. C'è stato un impegno corale ed unitario, fatto questo non di poco rilievo, facile ad essere enunciato, non facile ad essere attuato, fatto che è l'essenza della nostra ricostruzione. Si può ben dire che con l'apporto di tutti il Friuli ha scritto una gran bella pagina della sua storia. È doveroso pertanto rinnovare il grazie agli attori tutti di questa straordinaria impresa e grazie a voi per l'ascolto. Grazie Domenici. Però prima di dare la parola a Kruder, no, io volevo fare una domanda a Domenici e a Barnaba, perché abbiamo ascoltato, insomma, da un punto di vista istituzionale che cosa, insomma, com'erano quegli anni e le decisioni, però di solito, lo dico insomma così giornalisticamente, le cose interessanti sono quelle che accadono nei corridoi oppure nelle cene segrete oppure ancora negli incontri carbonari. Ecco, ve ne ricordate uno a testa particolare o che magari era così segreto che è stato scoperto dopo mezz'ora? Barnaba. Durante il governo Spadolini veniva a terminare il finanziamento di una precedente legge sulla ricostruzione. Bisognava chiedere non soltanto un rifinanziamento di quella legge, ma aggiornare il dettato legislativo in modo tale che una parte dei fondi potesse essere destinata anche a zone non colpite dal terremoto. Ci eravamo posti un problema. A ricostruzione terminata, a rinascita terminata, noi ci saremmo trovati mezza regione nuova e mezza regione vecchia. E per riequilibrare territorialmente il tutto si era pensato di prevedere normative regionali che potessero andare a favore di zone per opere pubbliche e cose di questo genere, di zone non colpite dal terremoto. Il problema era convincere il governo patrio che non era uno scippo nei confronti delle zone terremotate e che servivano soldi in più sostanzialmente. Allora il presidente Comelli mi disse: per primo vai tu da Spadolini, fra repubblicani vi capirete. E io vado da Spadolini alle 6 di sera a Palazzo Chigi,
Spadolini era normalmente un ritardatario, per cui prima delle 7:15 non è arrivato e io avevo l'aereo alle 9 per tornare a Udine. Insomma, gli presento il quadro, c'era un bel dossier. A un certo punto io menavo un po' il camperlaio, devo dire la verità, Spadolini mi dice: ma in sostanza quanto vi serve? No? E io dico 1.500 miliardi. Il Presidente del Consiglio mi guarda, fa una faccia stralunata e dice: ma tu ti rendi conto che con l'inflazione al 21% io non so se riesco a pagare la 13ª agli statali? Però sentiamo il Ragioniere Generale. Il Ragioniere Generale, con un colpo di fortuna, era a Palazzo Chigi. Arriva e Spadolini mi dice: ripeti a lui quello che hai detto a me. E io ripeto tutta la cosa. Il Ragioniere Generale mette una mano nella giacca e tira fuori uno di quei quadernini neri con l'elastico, lo apre, aveva il bilancio dello Stato lì dentro. E con la matita ha fatto un po' di conti e mi ha chiesto: tutti subito in conto capitale? No, gli ho detto io 500 miliardi subito e 1.000 in rate ventennali. Beh, Presidente, guardando Spadolini, si può fare, faremo un po' di sacrificio, ma per i Friuli si deve fare. Ora, io ho stretto tutto questo in un minuto, ma la riunione è durata 2 ore e mezza, in realtà, fra un racconto, l'altro, funzionari. Appunto, siccome stavo guardando l'orologio in maniera frequente, Spadolini si secca un po' e mi dice: ma perché? E dico: alle 9 ho l'aereo, era alle 9:20, no? Spadolini pigia il pulsante, arriva Fabrizio Tomada, suo segretario di Udine, tra parentesi, quindi giocavamo in casa, e gli dice: Tomada, chiamala all'Italia e digli che finché Barnaba non è a bordo l'aereo non parte. Va bene. Insomma, tutto contento, io torno a casa con il finanziamento, con l'ok. Anche gli altri passeggeri contenti, immagino. Mentre... alla e per andare a Fiumicino mi caricano su una alfetta della polizia che con la luce blu e la sirena ha fatto da Piazza Colonna all'aeroporto di Fiumicino sulla pista accanto all'aeroplano in circa 25 minuti. No? E io ero attaccato alla maniglia e non arrivo vivo all'aereo. No? Questi piloti della polizia sono bravissimi, però la paura era tanta. L'Alitalia che cosa aveva fatto? Aveva già fatto caricare i passeggeri da 1 ora e un quarto sull'aeroplano. Quando sono salito io mi sono beccato tutte le maledizioni di tutti quelli che erano lì. Però il conforto è stato che con quello abbiamo sostanzialmente terminato la ricostruzione e la svolta, l'interesse generale e lo sviluppo generale di tutto il territorio regionale è diventato poi patrimonio anche del governo, tra parentesi tutti i parlamentari di tutte le forze politiche poi hanno insistito su questo tema sia con Spadolini che nelle Camere di Appello. Grazie. Dominici, lei ha perso aerei, treni? No, non ho perso l'aereo, non ho perso treni, non ho fatto paruffe, ma ho confabulato abbastanza. Ecco, mi riallaccio a quanto diceva il mio collega Barnaba, no? Quando è stata varata la legge 828, che sarebbe la seconda grossa legge per la ricostruzione, era sorto un problema e quindi bisognava affrontare anche quel problema, perché la ricostruzione con forti incentivazioni finanziarie in una certa area del territorio regionale evidentemente aveva creato un momentaneo squilibrio nei confronti di altre aree. E allora c'è stato non scontro, non altro, ma opera di convinzione nei confronti dei parlamentari. Io per esempio ho parlato con diversi parlamentari, ma in particolare facevo riferimento su queste questioni con il ministro Toros, che all'epoca appunto aveva responsabilità di governo, facendo presente questo argomento che poi ha trovato i parlamentari nostri tutti compatti nell'approvazione e nel sostenere la tesi nei confronti del governo. La Regione poi, in attuazione di questo articolo dell'828, ha fatto una legge che si basa su progetti di sviluppo riservati alla zona a Trieste, provincia di Trieste, provincia di Gorizia, e alla parte non terremotata della provincia di Udine e della provincia di Pordenone, perché le due province in parte erano state terremotate, come sappiamo. Sono stati fatti i progetti, sono stati applicati, è stato tutto risolto e tutto si è
anche il mormorio sotterraneo si è pacificato e quindi le cose si sono sistemate. Bene. Grazie. Allora, Kruder, prego. Lei era sindaco? No, poco dopo allora sindaco. Sì, non ero sindaco proprio al momento del terremoto, il 6 maggio. Dirò poi come ho passato quel tempo prima di assumere quella carica. Tuttavia, dopo aver sentito i miei colleghi, l'assessore Riccardi, mi chiedo cosa ci faccio io qui, nel senso che se è stato detto tutto con somma precisione e con le accortezze che di solito i miei colleghi utilizzavano sia in aula che poi nelle operazioni quotidiane e cui erano chiamati. Io rappresento, qui mi rendo conto di rappresentare qua una categoria, cioè quella dei sindaci. Lascio stare la mia esperienza regionale, che è ben poca cosa, rispetto all'esperienza di sindaco, che è stata secondo me la più... Ma anche qui, no? Al posto mio poteva essere Barazzuti, ad esempio, che è stato sindaco, che ha condotto poi questa associazione nata dopo il terremoto, che ha lavorato molto bene, preparando e accompagnando tutti i progetti che poi sono a disposizione dell'Universo Mondo, insomma, con molta chiarezza e con molta precisione anche lì. Tuttavia cercherò di fare la mia parte, spiegando come si è vissuto, insomma, da sindaco questa esperienza. Allora, dovrebbero essere qui 137 sindaci che erano interessati all'opera di ricostruzione o comunque hanno assistito ai momenti dell'emergenza. Io riassumo la mia esperienza in 5 secondi, dicendo che sono stato nominato sindaco nel 78 dal Consiglio Comunale. Venivo dalle frazioni alte di Tarcento, che avevano registrato a quel tempo. Domenici prima ha parlato di alcuni comuni dove la distruzione era arrivata all'80%, poi in una di quelle frazioni la distruzione era al 90%. E le altre frazioni di montagna, insomma, erano attorno all'80% di distruzione, per cui il paese alto, insomma, era praticamente distrutto. E ho vissuto l'esperienza nei comitati di frazione. Quella volta i comitati frazionali, i comitati di tendopoli, avevano una valenza mica di poco conto nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti anche, insomma, dell'Universo Mondo, che si occupava dei problemi quotidiani della gente. Quindi venivo da quell'esperienza lì, che mi è servita un po' come know-how anche per la funzione che per 8 anni poi ho svolto in quel di Tarcento. Sono andato a giurare, mi ricordo bene, dico solo questo passaggio qui per dire in che condizioni Tarcento usciva da un'esperienza commissariale. Il mitico dottor Toscano, viceprefetto di Udine, aveva guidato il comune di Tarcento per circa 1 anno e a lui sono succeduto come sindaco. Non era la prima volta che il comune di Tarcento faceva quelle esperienze. Sono andato a girare dal prefetto, ho giurato dal prefetto e sono subito andato a Tarcento a prendere possesso Entro nell'ufficio del sindaco, trovo sulla scrivania un libro dal titolo abbastanza significativo: Dei delitti degli atti in atti d'ufficio. Questo è stato il primo ammonimento, me l'aveva lasciato il dottor Toscano sulla scrivania. Dopodiché ero accompagnato dal segretario comunale, mitico Bonanni, che ancora vive nei ricordi dei cittadini di Tarcento, e mi accompagna nel suo ufficio e mi dice: guarda, dice, io sono segretario comunale, come sai, ci conoscevamo da prima, però io non ho letto una legge regionale. Io sono segretario comunale, rappresento lo Stato, devo rappresentare lo Stato, insomma. Conosco l'ordinamento degli enti locali e io le leggi regionali legitele tu.
Questo è stato quello che ho trovato nell'immediatezza della nomina a sindaco. Contemporaneamente, questo succedeva la mattina, nel pomeriggio mi sono trovato 7 piani particolareggiati che dovevano essere approvati o dovevano essere accompagnati all'approvazione finale, perché bisognava rispondere alle osservazioni e alle opposizioni presentate nel frattempo. Questo è stato l'incipit dell'esperienza. La struttura amministrativa era rimasta tal quale, cioè quella che serviva al comune prima, cioè c'era il medico condotto, c'era il veterinario comunale, c'era il segretario comunale, c'erano i dipendenti comunali in numero molto risicato, qualche nuovo ingresso era stato fatto dal dottor Toscano, però quella era la realtà. E le competenze assegnate ai comuni erano tutte dalla A alla Z, svolte come ovviamente poteva svolgere i servizi cimiteriali. Non c'era nulla di terziarizzato, c'erano gli stradini che facevano anche i servizi cimiteriali, insomma, questa era la... Mi sono recato immediatamente in banca dove lavoravo, statuto dei lavoratori, mi sono collocato in aspettativa perché le leggi regionali, non so se l'ha ricordato prima Domenici, consentivano che il sindaco fosse a tempo pieno e si dedicasse a tempo pieno. Ma non solo il sindaco, poteva essere anche un assessore, vice sindaco o assessore, e anche uno della minoranza, qualora la minoranza avesse scelto di individuare un consigliere perché facesse il servizio di consigliere comunale a tempo pieno. Sono arrivato che avevo trovato già il lavoro fatto da chi? Dalle terne che avevano valutato i danni delle singole abitazioni, però era appena nata la legge 30, circa un anno prima, insomma nel 77, ma non era stato erogato un contributo sulla legge 30, né tantomeno un contributo sulla ricostruzione. Per cui fortunatamente ho incontrato la commissione di cui era la legge 17, formata da 3 consiglieri di maggioranza e 2 di opposizione. Abbiamo lavorato di comune accordo in tutti, nonostante la vivacità che si registrava ieri come oggi, vedo il sindaco presente, come oggi in Consiglio Comunale. Le procedure, dopo parlerò del funzionario delegato. Le procedure erano molto semplici. Io mi ricordo gli stampati che l'agente doveva compilare per l'ottenimento dei contributi di cui era la legge 17, poi dei contributi della legge 30, un pochino più complicata dal punto di vista della progettazione, eccetera, eccetera, però erano... Questo è il primo tratto che ho notato, la semplificazione di tutte le procedure che consentivano ai cittadini di rivolgere le proprie istanze all'ente locale, si riconoscevano nell'ente locale. Per cui il sindaco era non soltanto sindaco funzionario delegato, della cui funzione nessuno conosceva il peso né la funzione, conoscevano il sindaco e il riferimento era quello. E parliamo di funzionario delegato. È stata la quintessenza della sintesi di 2 cose, di 2 principi, l'autonomia e la sussidiarietà. La quintessenza del principio di autonomia e di sussidiarietà. La Regione, vedo qui il segretario Bellarosa, generale mitico anche lui, la Regione ha deciso, come spiegava prima Domenici, di trasferire all'ente locale, l'ente più vicino al cittadino, le funzioni per la riparazione delle case e per la ricostruzione delle case. Al funzionario delegato erano intestati c'erano gli ordini di accreditamento presso la tesoreria regionale, lì si attingeva. Perché ho detto autonomia? Perché l'autonomia dove si concretizzava? In consiglio comunale che ogni anno entro il mese di settembre doveva predisporre il piano annuale di spesa, il piano annuale degli interventi. Lì il consiglio comunale si sentiva titolare delle scelte che riguardavano la propria comunità. Che cosa aveva bisogno, che cosa era prioritario per quella comunità
e lì si decideva e si presentava poi alla fine questo piano annuale di interventi alla Regione, la quale li esaminava, tutti i piani di interventi li esaminava in base alle priorità dalla stessa Regione scelte e erogava i finanziamenti. Dopodiché non entrava nel merito di nulla. I funzionari delegati e il sindaco in quanto tale provvedeva alla realizzazione delle opere, agli appalti, a tutto qua e rendicontava. Questa è stata un'altra novazione contenuta nella norma che istituiva il funzionario delegato. Tutti i contributi che venivano erogati alle famiglie, alle persone per la riparazione della casa o per la ristrutturazione o per la ricostruzione della casa erano tutti rendicontati a secondo degli step di erogazione dei contributi stessi, cioè 50% all'inizio dei lavori, il 40% alla conclusione dei lavori, 10% al consuntivo. 10 anni dopo il terremoto a Villa Marin di Passariano, Barazzuti se lo ricorda, ma anche Domenici, anche i colleghi, a Villa Marin di Passariano c'erano i libroni così grandi dove c'erano scritti tutti i nomi e i cognomi delle persone che avevano ottenuto il contributo dai loro sindaci, dal loro funzionario delegato. Questo era in buona sostanza la funzione del funzionario delegato, detta in soldoni, ma per capire qual è stato l'approccio, in particolare delle cose che sono state dette prima dai miei colleghi. Tutto questo però aveva a che fare con un disegno che stava sopra a tutte queste scelte qua. La politica, diceva prima Domenici, ha avuto una sua funzione per creare una filosofia che ha accompagnato la ricostruzione, ed era una filosofia non di poco conto. Allora lo Stato sono stati dati contributi per ricostruire le case, non in termini risarcitori, ma nella legge 63 si trovano contenuti principi che non esistevano in nessuna normativa dello Stato né prima della Regione. Allora, quando pensate che si è pensato ai giovani, ai ragazzi, alle nuove famiglie, ai nuovi nuclei familiari che non c'entravano niente con la ricostruzione perché non avevano una casa, però si è pensato ai giovani che potevano fare una famiglia e rimanere nella propria terra e costruirsi la casa. 65% era il limite del contributo che veniva dato ai nuovi nuclei familiari. Agli emigranti, stesso contributo, 65% se l'emigrante intendeva rientrare nel proprio paese. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che c'era un'azione mirata nell'individuazione delle normative che regolavano, che non era stata soltanto ricostruire quello che c'era, ma inventare qualcosa di nuovo per creare il futuro dei paesi distrutti. C'era poi una norma che tutti ricordano, l'articolo 69 della legge 63. Hanno inventato anche quell'articolo lì, per dire, ma se tu cittadino non hai proprio tutte le caratteristiche volute e richieste dalla legge per ottenere il contributo, guarda che abbiamo istituito una commissione che esamina il tuo caso, lo approfondiamo e se c'è l'essenza della motivazione per cui il contributo viene erogato, te lo concediamo. C'era una commissione consigliare regionale fatta da consiglieri di minoranza e di opposizione che si riuniva e provvedeva alla bisogna, cioè esaminava quei ricorsi che venivano presentati per indicare una situazione non proprio conforme del tutto alle normative classiche emanate per la ricostruzione e per la riparazione delle case. Giustamente è stato detto, qui le percentuali variano anche qua, è stato detto che i sindaci hanno
hanno firmato provvedimenti di assegnazione di contributi per circa il 61,5% del monte totale delle disponibilità finanziarie economiche assegnate dallo Stato alla Regione, dalla Regione ai Comuni. Insomma, probabilmente sì, Comelli in un suo intervento del 1998 in Consiglio regionale, in altra epoca aveva parlato di 2/3 addirittura. No, io credo che insomma la cifra giusta, corretta, attorno al 65% comunque può essere a titolo citata come, diciamo. Poi dove ci ha fatto affare, qui c'è stato il primo attrito con la segreteria generale stradale. L'ingegner Chiavolo era una persona che va veramente ricordata. Gli appalti accorpati. Il primo impatto che ha avuto questa formula o questa indicazione o questa decisione, insomma, è sembrata a tanti sindaci una specie di solidarietà di ritorno, come se la Regione dovesse riconoscere al mondo dell'economia e dell'impresa nazionale qualcosa di ritorno, comunque di beneficio. Non era così, le ragioni, però insomma sembrava essere così, invece le ragioni sono quelle che diceva prima Domenici, insomma le economie di scala dovevano essere rispettate, la spesa era quella che era, non potevamo fare come Barnaba ha fatto i viaggi a Roma per chiedere risorse aggiuntive E quindi però anche lì ci sono state delle cosucce, insomma, che pensate voi che gli articoli 8 della legge 63 che riguardavano, no, la della 30, che riguardavano gli edifici di carattere storico, no, che dovevano essere salvaguardati, anche lì le belle arti si sono messe in moto con molta competenza per individuarli. È stata affidata la progettazione di queste opere qui, cioè la salvaguardia dei beni ambientali, almeno da noi è capitato la SVEI, che come logo aveva Società per lo sviluppo dell'edilizia industrializzata, doveva servire per la riparazione degli articoli 8 che erano presenti nei territori comunali. Comunque è andata bene anche quello lì. Ma io voglio chiudere questo brevissimo intervento, perché sono stato costretto a farlo breve, no? con alcune note. Ho visto i sindaci presenti qui e mi fanno veramente tenerezza, soltanto a guardarli con la fascia a tracolla. Ma questa filosofia, cioè l'autonomia e la sussidiarietà, come la viviamo oggi? Punto di domanda. Io questa domanda mi sento di porla approfittando della presenza del Presidente, dell'illustre Presidente della Giunta regionale, che che sta interpretando, a mio modo di vedere, con molto coraggio la crescita dell'autonomia di questa nostra regione. Però, i funzionari delegati erano stati delegati dalla Regione, dove i comuni erano piccoli, la Regione provvedeva ad inviare dipendenti regionali per aiutare i piccoli comuni che non avevano struttura. Adesso i sindaci devono fare, l'ha detto l'ufficiale d'anagrafe, devono fare l'ufficiale che firma i progetti, devono fare queste cose. Siamo ad una sussidiarietà alla rovescia. Come dobbiamo interpretare questo fatto? I comuni, c'è una regia perché i comuni piccoli esistono ancora, ovvero possiamo interpretare diversamente questo modo di essere delle autonomie oggi? 2. Se dovesse tornare, sappiamo benissimo che i tempi di ritorno, come è stato detto, insomma, sono dagli 80 ai 100 anni. Non saremo qua, almeno io senz'altro, ma comunque chi vivrà vedrà. Ma se dovesse tornare, questa esperienza qua è ancora ripetibile? Punto di domanda.
La legge Bassanini aiuterebbe in questo senso le nostre amministrazioni? Punto di domanda. L'organizzazione amministrativa, le domande a chi si presentano, tornerebbero di moda le domande in cartaceo o le piattaforme esistenti oggi per consentire ai cittadini di presentare le domande? La tempistica. In quanto tempo? La scelta che ha fatto la Regione era per accorciare i tempi individuando i funzionari delegati nella presidenza del sindaco. Oggi come ci metteremmo? Non so dare una risposta, però sono interrogativi che in questa occasione credo, e poi chiudo veramente, so di averla anche fatta troppo lunga rispetto al tempo che mi era stato assegnato, e dico questo: queste celebrazioni, 50 anni dal terremoto, ma possono servire per mandare un messaggio anche al nostro paese, quello grande? Possiamo dire con fermezza che l'autonomia non è contro lo Stato, non è la negazione dello Stato. E dire questo al Presidente Federica non si fa molta fatica, perché venga condiviso. Ma è la realizzazione concreta dello Stato, così come la Costituzione vuole. È la realizzazione dello Stato. Quando si parla anche di grandi riforme, l'articolo 118 della Costituzione, che dice che normalmente le regioni provvedono attraverso gli enti locali a svolgere le funzioni cui sono corrette, è attuato? Punto di domanda. Sono domande che mi paiono legittime nella celebrazione di questo 50° anniversario del terremoto. Verrà il Presidente a trovarci. Ma qualche parolina in questo senso io la spenderei. Ma non voglio dare consigli, assolutamente, perché non sono capace di farlo. Chiedo scusa. Grazie. Kruder, prima di dare la parola al Presidente Federica, anche a lei chiedo un aneddoto di quel periodo. Barnaba ci ha raccontato, insomma, sicuramente quello dell'aereo perso, che era così ha creato anche, insomma, curiosità. I suoi viaggi invece su Trieste da sindaco per chiedere ed eventualmente attenzione per la comunità? Se vogliamo scendere sull'aneddotica, siamo da 2 ore, io le racconto un po' di aneddoti che sono andati durante il terremoto, come in molti sindaci ne racconterebbero altri. No? Allora, devo dire soltanto una cosa, che non ho detto prima Io credo che non erano necessari tanti viaggi a Trieste, perché sentivamo vicini, i sindaci sentivano vicino il governo regionale, sentivano vicini i consiglieri regionali, sentivano vicini la politica e quindi non avevano bisogno di correre a Trieste a mendicare. Questo è un tratto fondamentale di quel periodo lì. Gli assessori giravano come trottole, come sta facendo adesso l'assessore Riccardi, che è dappertutto come il prezzemolo, come apprezzato, apprezzamento. No? Veramente c'era un dialogo quotidiano. Il presidente Comelli mi diceva: Giancarlo, telefonami dalle 9 alle 9:30 di mattina perché sto andando a Trieste. Quando hai bisogno di contatto, alle 9 sono disponibile. Avevano sulla macchina una Geggia, non so come neanche funzionasse, ma certamente quando arrivava in ufficio mi rispondeva. Quando si chiamava Domenici, insomma, c'ero anch'io in quella volta lì. Quando si chiamava un consigliere regionale relazionale su una legge, c'era. Cioè sentivamo, e i sindaci per la verità, sentivano anche una specie di paternità civile per le loro comunità.
la vita quotidiana del sindaco era connotata da questo, la paternità civile nei confronti della propria gente. È stata anche questa un pezzo di anima della ricostruzione. Grazie. Presidente, abbiamo sentito sicuramente ripercorrere il tema del modello Friuli. Nell'ultimo intervento è stato sollevato il tema sicuramente quello dell'autonomia e della sussidiarietà, e vedere, no, quello che è accaduto allora, analizzarlo, comunque ricordarlo dopo 50 anni fa anche un certo effetto, visto comunque i risultati. Le domande anche stasera sono state più di qualcuno, ma adesso ci sarebbe o meno appunto questa possibilità per intervenire? Probabilmente no, perché i tempi non sono evidentemente gli stessi. A lei il compito di chiudere questa serata tenendo conto anche delle domande che ha posto Kruder sul tema dell'autonomia e della sussidiarietà, che sicuramente sono molto attuali. Intanto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i relatori, che mi sembra abbiano fatto una ricostruzione molto approfondita, non soltanto di quella che è stata la ricostruzione e il rilancio di questa terra, ma soprattutto di questa comunità. Io non voglio rimarcare quanto è stato già detto, però direi che il modello si basa non sulla ricostruzione di un territorio, di un comune, ma sulla possibilità delle comunità di poter proseguire la propria vita nella propria terra, che è molto diverso da ricostruire un edificio. E quindi hanno raccontato questo, ma anche l'esperienza personale che hanno vissuto, ognuno nel suo ruolo istituzionale e pubblico, per offrire o contribuire ad offrire questa opportunità. Noi sicuramente la soluzione non è stata una persona straordinaria che ha avuto un'idea straordinaria. È stata una comunità di intenti dove ognuno nel suo ruolo ha portato il contributo necessario affinché questo risultato si potesse raggiungere. E se permettete, ricordando il grande valore di chi ricopriva e ha ricoperto gli incarichi istituzionali in quel periodo, io voglio rimarcare però che questa, e cito le parole, paternità civile, io la rivedo anche negli attuali sindaci, perché non voglio sminuire l'importantissimo lavoro che oggi i sindaci di questa regione continuano a fare. L'hanno fatto durante una pandemia, si sono presi in carico insieme in alleanza con la regione la risposta da dare ai cittadini, e penso che quella capacità di reazione che c'è stata nella nostra regione derivi proprio anche da quello spirito successivo al terremoto e a quei valori che sono riusciti ad essere stati tramandati all'interno delle nostre comunità. E quindi anche i 50 anni non servono soltanto a ringraziare e ricordare, servono anche a rimarcare quanto la comunità di questi territori è riuscita a portare avanti e ad affrontare. Siamo stati la regione post-pandemia tra quelle che è cresciuta di più. Non è stato, e lo ribadisco esattamente come dicevo prima, frutto di un presidente che ha avuto qualche idea magica, ma frutto di quel senso di comunità che si è mantenuto negli anni e che soprattutto durante le grandi difficoltà è in grado di reagire in modo coordinato e condiviso. Oltretutto, poi, se devo poi entrare puntualmente alle, mi sembra, corrette sollecitazioni che sono state fatte per quanto riguarda l'autonomia. Sicuramente i tempi sono cambiati, la normativa nazionale è totalmente cambiata. Adesso non voglio estremizzare, ma alcune scelte oggi non saremmo nella possibilità di poterle fare neanche a livello legislativo, perché verrebbero a prenderci anche probabilmente per un'eccessiva complessità dello Stato che ha raggiunto in questi anni, dove oggi, devo dire, scusatemi lo sfogo, tante volte è stata fatta la legge con la previsione che la pubblica amministrazione ruba e quindi dobbiamo fermarlo. Viceversa, invece, io credo che dobbiamo fare una legislazione in cui uno si può agire, poi se uno sbaglia deve pagare, ma non si può invece avere l'accusa preventiva addirittura prima che uno sbagli, e su questo vale su tutto.
Però penso che in realtà dei pezzi di autonomia ci siamo presi, cito quelli durante il mio mandato, noi oggi, cosa che non avveniva fino a prima, e tanti sindaci lo sanno, abbiamo autonomia anche per quanto riguarda la fiscalità dei comuni, cosa che prima non c'era per quanto riguarda, penso, le imposizioni e le imposte comunali che oggi sono di competenza regionale. Tante cose vorremmo averle in più, non c'è dubbio. Io cito una cosa che oltretutto è stata protagonista durante la ricostruzione, ma la sovrintendenza. Io sono convinto che se rappresentata dal territorio potrebbe dare risposte molto più rapidi e devo dire anche più coerenti rispetto non soltanto alla qualità dell'intervento, ma anche la compatibilità all'interno di quella stessa comunità degli interventi. Io penso su questo, purtroppo, lo dico con chiarezza, c'è un blocco che, e ve lo dico perché mi sono confrontato con governi di tutti i colori politici, che prima che politico, che in realtà ho visto un'apertura, è della struttura centrale dello Stato che non vuole nemmeno sentire parlare di riduzione di competenze, quando invece mi sembra che non è che andiamo a esercitare dei poteri straordinari, semplicemente cerchiamo di dare risposta al territorio. Ma vengo per quanto riguarda l'efficienza dei comuni. Oggi sicuramente anche in questo caso vediamo pure un periodo diverso, no? Abbiamo un problema addirittura delle volte a fare arruolamento per quanto riguarda la regione, proprio come termini di numero di persone. Ma pensiamo alle nostre imprese private in regione. Noi abbiamo una carenza di personale anche in quelle che una volta erano fortemente attrattive per più fattori. Dal primo è sicuramente una cosa a cui dobbiamo confrontarci. Il calo demografico che abbiamo visto negli ultimi decenni porta a un calo della possibilità di assunzione del pubblico e del privato. E questo dobbiamo avere la consapevolezza, partiamo da quello. Oggi penso che con le nuove tecnologie qualcosa potremo sopperire, ma ci portiamo a quello. Il secondo passaggio è che noi abbiamo dato anche maggiore apertura per la capacità, anzi questo viene confermato dal fatto che abbiamo, c'è qualcuno che mi toglie perché non... sarò breve veramente, cioè, perché capisco che anche l'orario. C'è qualcuno ci ha dato, abbiamo dato anche maggiore capacità di assunzione, modificando le regole, ma ci rendiamo conto che i problemi ancora esistono. Non a caso i nuovi enti provinciali, fra le funzioni istitutive, avranno il supporto ai comuni. Perché ci rendiamo conto che se pensiamo anche di dire, guarda, puoi pagare, puoi assumere, puoi fare i concorsi, purtroppo la carenza di personale nei comuni persisterà. Però, detto questo, con la consapevolezza delle difficoltà, io porto l'esempio dell'assessore Riccardi, che sicuramente in termini non paragonabili con quanto successo col terremoto, ma il modello replicato, penso, durante Vaia, è proprio quello, con i sindaci protagonisti per quanto riguarda la risposta post evento meteorologico avverso che c'è stata. E non è che l'assessore Riccardi, io in qualità di presidente l'abbiamo fatto perché anche in questo caso ci piaceva l'idea, ma semplicemente prendendo le scelte migliori fatte anche fatte durante il terremoto e ovviamente in modo non paragonabile in termini numerici e di dramma che è stato vissuto dal territorio, su questo non c'è dubbio, abbiamo cercato di riapplicarli. Oggi io credo che la grande sfida sia però quella dell'autonomia. È un'autonomia che non può essere ideologizzata, né da una parte né dall'altra. E sicuramente il terremoto è un esempio di fortissima autonomia, molto pratica, in grado di dare risposte. Ed è il principio su cui deve essere ispirata anche l'autonomia odierna. Cioè la domanda che dobbiamo porci, e scusate se semplifico, non è che competenze mi piacerebbe avere, ma quali competenze posso esercitare al meglio per rispondere più velocemente, in modo più efficace, alle esigenze dei cittadini che rappresento. Ma questa è una domanda che non deve porselo solo la Regione, non deve porselo solo il Comune, deve porselo anche lo Stato centrale. E su questo quindi, ribadisco, un terreno estremamente complicato, non c'è dubbio, però devo dire altrettanto che grazie a chi mi ha preceduto, a chi ci ha preceduto come Giunta, noi abbiamo cercato ovviamente di mettere il nostro tassello, l'autonomia ha permesso di dare risposte anche nei periodi più difficili in questo territorio. Un'autonomia che dovrebbe essere rinforzata in termini di competenze, però un'autonomia che è anche dovuto a come Regione Friuli Venezia Giulia si approvvigiona di risorse pubbliche, ovvero le compartecipazioni, ci ha permesso di avere anche le spalle larghe per supportare l'economia di questo territorio, il lavoro di questo territorio. Penso
proporzionalmente, scusate se cito, ma ovviamente l'esempio più drammatico che mi ha colpito in qualità di Presidente durante il Covid, le risorse che abbiamo messo a disposizione per le imprese in tempi rapidissimi, proporzionalmente rispetto al numero di abitanti siamo stati la regione che a livello italiano ha messo maggiori risorse a disposizione per supportare l'economia, perché anche in quel caso siamo partiti dal principio che in un momento drammatico dovevamo salvaguardare impresa e lavoro, prima di tutto. Perché noi rischiavamo, e la mia preoccupazione durante quei momenti tragici non era, e scusate anche qua non voglio veramente semplificare eccessivamente, ma non era di avere le proteste dei Novax sotto il mio ufficio. La mia preoccupazione all'inizio era avere le proteste dei lavoratori perché non avevamo più di che mangiare e di che vivere. Perché quella era la situazione. Rischiavamo di chiudere interi comparti produttivi. Perché dopo, quando siamo riusciti a superare quello, fortunatamente si protesta per altro, delle volte anche cose molto lontane dalla realtà. Ma non voglio entrare in quel dibattito. Però all'inizio le preoccupazioni erano che molte imprese non avrebbero più riaperto. E quindi la capacità di risposta economica nostra, dei governi nazionali che si sono succeduti, delle regole che siamo date come conferenza delle regioni con le riaperture estive, insomma un insieme di processi che abbiamo messo insieme, fortunatamente, e insieme, ribadisco, a tutta una comunità che ha reagito, ci ha permesso di non trovarci in quella situazione drammatica. È ovvio che poi ognuno è figlio dei suoi tempi e dei drammi o delle anche cose positive che vengono in quei tempi. Però per concludere, e sono voluto essere qui per questo, e mi scuso se l'intervento è durato troppo, ma il mio intervento principale è quello di portare i miei ringraziamenti. Perché oggi io ho avuto l'onore e posso guidare e ho l'onore di guidare una regione grazie a persone come voi e tante persone come voi che in quei momenti drammatici sono riusciti ad usare quel senso di comunità, a rispondere alle complessità, perché scusatemi, anche la novella è stato citato più volte, dove le scelte tutti applaudivano a prescindere, non era così. Ci sono state le difficoltà, le mediazioni, le capacità di comprendere, trovare le soluzioni. All'interno di quelle complessità ci sono le risposte efficienti, perché anche qua magari tante volte la storia è stata semplificata, come tutto fosse stato sì, tutti andiamo d'accordo, tutti abbiamo trovato subito la scelta giusta, non è stato così, ma la bravura è stata all'interno di andare a sciogliere quei nodi, andare a superare quelle complessità, e quindi non posso che portare i miei ringraziamenti e della comunità che pro tempore oggi ho l'onore di rappresentare. Grazie mille. Non servono domande. Non servono domande, facciamo sopravvivere. Grazie. Ringraziare Barnaba, l'assessore Riccardi, il presidente, Dominici, Kruder e tutti voi che avete partecipato a questa serata. Grazie davvero. L'appuntamento, assessore, quando è adesso? Il 3 maggio, no? Il 3 maggio, il prossimo appuntamento con a Gemona. Ah no, ci stiamo rubando a vicenda? Sì, a Gemona con la messa con il cardinale Zuppi e poi il 6 maggio con il presidente Mattarella. Grazie, buona serata.